Tra totoassessori, fondi dell'Unione Europea e maggioranze risicate, il nodo gordiano della politica contemporanea sembra essere sempre quello, gli stipendi parlamentari. La risultante di un segnale sanatorio nei confronti dei rapporti con i cittadini sarebbe sicuramente rilevante e il nuovo presidente, Rosario Crocetta, rilancia mostrando estrema fermezza. Voglio dimezzare gli stipendi dei parlamentari e se rifiuteranno ce ne andremo tutti a casa. Ma non finisce qui. Crocetta assicura le proprie dimissioni se fra 3 mesi si continuerà a parlare di quegli stessi sprechi che hanno martoriato le ultime legislature. L'argomento è sicuramente caldeggiato dai 15 rappresentanti del 5 Stelle appena approdati all'Ars, mentre alcuni rappresentanti dei partiti tradizionali tentano di accodarsi, come il neodeputato dell'MPA Toti Lombardo, figlio dell'ex governatore, che tenta di riabilitare la propria immagine stritolata dall'ombra del familismo. Farò subito una proposta per il taglio del 50% dello stipendio dei parlamentari, annuncia, raccogliendo però il dissenso del capogruppo del partito D'Agostino, che ribadisce che i tagli da fare sono altri, come i contributi ai gruppi parlamentari, mentre tagliare gli stipendi sarebbe poco dignitoso per chi fa politica in maniera seria. Intanto Giancarlo Cancelleri, portavoce del 5 Stelle, mette pressione su Crocetta. Conservo il video in cui Crocetta promette a Ballarò di dimezzarsi lo stipendio, spero mantenga l'impegno, dice il Nisseno, che continua rilanciando la richiesta di tagli di stipendio dei camerali a 2.500 euro mensili. Pensiamo che la quota di indennità riconsegnata dal parlamentare possa essere inserita in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare per il microcredito alle imprese, conclude Cancelleri, sostenendo una sorta di sistema creditizio parallelo in favore di commercianti e artigiani. Intanto prepariamoci a grandi novità o a tornare alle urne.